Pellegrini da ogni parte del mondo, una basilica gremita durante tutti i giorni della Tredicina. È grande l'attesa per il 13 giugno, festa di Sant'Antonio, una giornata che Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est, vivrà in diretta con voi dalle 5:30 del mattino con l'apertura del portone della basilica per la prima Santa Messa delle 6. Eccola qui che si sta aprendo in questo momento il rettore della Basilica, padre Antonio Ramina, lo vedete, e da questo momento inizia ufficialmente la giornata di festa di Sant'Antonio. Una giornata lunghissima, alle 5:30, quindi la mattina ben presto apriamo la Basilica ad accogliere quasi in un abbraccio affidato a Sant'Antonio tutti i pellegrini e per chiudere poi alle 22:30, quindi un grande clima di accoglienza e di condivisione di questa festa antoniana. Un santo vicino alla sua gente che grazie alla comunità dei frati ha benedetto anche i tempi difficili della pandemia, dapprima volando sulle terre venete con l'elicottero nel 2020, l'anno del lockdown, poi via mare e fiume nel 2021 con lo straordinario pellegrinaggio della reliquia dell'avambraccio sinistro del santo dalla Basilica della Salute di Venezia sino a Padova. Ritornata sulle strade della città nel 2022, la processione del Santo tornerà a percorrere il suo cammino tradizionale uscendo dalla Basilica dopo la messa solenne delle 17. Mi piace pensare che Antonio, camminando in mezzo alle nostre strade, in qualche modo restituisca la visita di tanti pellegrini che vengono a trovarlo qui in Basilica e quindi camminando in mezzo a noi ci dona il suo sguardo accogliente, ci richiama a quelli che sono i valori fondamentali della nostra fede, cioè la giustizia, la comunione e il richiamo ad una vita evangelica che sappia di condivisione e di perdono reciproco. Fede, devozione e carità nello stile di Sant'Antonio. Alle popolazioni alluvionate dell'Emilia-Romagna andranno le offerte raccolte con il pane di Sant'Antonio, con le nostre telecamere che in diretta durante la giornata del 13 giugno racconteranno le difficoltà vissute dalla comunità dei frati nel convento di Faenza, momenti che con noi potrete vivere dall'alba al tramonto, dalle 5:30 sino alle 22:30 su Rete Veneta.